Sono rimasto molto disgustato da questa faccenda. Io sono un soccorritore, fatalità quella notte sono intervenuto con l'ambulanza all'episodio, anche se ero di passaggio comunque. Certo, quando era già avvenuto però. Cosa si ricorda? Macerie dappertutto. Quella notte del 24 marzo Moreno ha assistito ai soccorsi. Oggi, a meno di un anno di distanza, dice che non c'è stata giustizia per Miriam Cappelletto e Mara Visentin, le due donne morte dopo essere state travolte dall'autoproiettile condotta dal 26enne rom Roni Levakovic. Qui è stato concesso il patteggiamento per duplice omicidio stradale a 3 anni e 4 mesi. Troppo poco, dicono tutti, qui lungo il terraglio a pochi passi dal luogo della tragedia, dove resta un mazzo di fiori. Troppo poco, sì. Hanno ammazzato tutti e due, almeno doveva dare 20 anni, minimo, o no? La giustizia italiana. Per quantificare ci sono persone addette, io non riesco a quantificare. Se fosse per me è una pena di morte, una persona così. 3 anni può dare a una persona che fa piccole cose. Lei si ricorda? È una gallina, ecco. Giustizia è la parola più ricorrente, inasprire le pene una delle soluzioni. Non si può che pensare a una grande differenza, una grande dismisura fra quella che è la pena e l'enorme danno provocato, insomma, con l'incidente di quella notte. Quindi umanamente siamo ovviamente vicini al dolore delle famiglie che comprensibilmente non possono trovare una risposta soddisfacente in 3 anni e 4 mesi di reclusione. Pur essendo in piena legittimità, lascia nelle famiglie, negli affetti di quelle due signore che sono mancate e nella società in generale un senso di ingiustizia. Le vite di 2 persone valgono molto di più e credo che questa pena sia assolutamente ingiusta e lascia davvero l'amaro in bocca in una comunità che soffre ancora la perdita di 2 donne che erano 2 mamme. Io ho avuto l'onore e la fortuna di incontrare i figli che portano con loro un dolore immenso, però anche in questo caso gli avvocati evidentemente hanno fatto la loro parte, ma non è di certo stata fatta giustizia.